In diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera per il consueto riassunto di quanto illustrato durante la conferenza stampa del presidente Luca Zaia. Luciano Flora, attuale direttore dell'azienda ospedaliera di Padova, è il nuovo segretario generale della Sanità del Veneto. La nomina al termine della riunione di giunta e non si esclude che possa anche diventare il commissario per la costruzione del nuovo ospedale di Padova. Questa mattina si sono fatte delle nomine, è stato nominato il dottor Luciano Flor, segretario regionale della Sanità e quindi successore del dottor Mantovani. Non escludo che si possa valutare anche l'idea di pensare a un ruolo commissariale, diciamo un ruolo commissariale di un esperto, come abbiamo fatto ad esempio per Pedemontana o abbiamo fatto per Vaia, cioè di una persona dedicata solo a quelle carte, a quelle pratiche, che sono oggi, avendo il dottor Flor fatto un lavoro eccezionale e avendo il dottor Flor portato a compimento la prima fase, che è quella importante dell'acquisizione dell'area, dell'avvio delle pratiche per la progettazione, oggi si tratta proprio di un uomo da cantiere, cioè una persona che sa seguire tutte queste procedure, perché esce del tutto, ormai lo era anche prima, esce del tutto dal mondo della sanità, perché in questa fase è tutto un fatto operativo di gara, di finanziamenti e di attività, insomma, che io immagino che un direttore generale di un'azienda ospedaliera come quella di Padova sarebbe meglio sgravare che si occupi della sanità, della salute dei cittadini. Il dottor Flora ha fatto un lavoro ciclopico, ha avuto la regione al suo fianco, che sia chiaro, cioè non è che ha lavorato da solo. Prorogati fino a febbraio tutti i direttori generali delle altre ULSS in scadenza il 31 dicembre. Sono diventati commissari perché cambiarli in questa fase così delicata sarebbe stato azzardato. Tutti hanno accettato la proroga, anche quelli che dovevano andare in pensione per raggiunti limiti di età. Sul fronte del contagio la curva permane stabile e in lieve miglioramento a Verona però. Abbiamo forse come dato interessante Verona che ha un rallentamento, magari sono solo piccoli sprazzi, raggi di sole in mezzo a una tempesta per ora, però comunque ho l'obbligo di dirvi nella lettura quotidiana che su Verona oggettivamente è sotto pressione, ma c'è stato un allentamento in questi 2 giorni. Mercoledì la presentazione del piano vaccinale del Veneto con il professor Giorgio Palù.